Allora, stress, lavoro correlato, non uno stress normale perché il lavoro è stressante, vabbè non tutti i lavori sono estremamente piacevoli o rilassanti eccetera o di routine, però c'è uno stress che è anomalo, vero dottore? Quindi è legato a una situazione che si è venuta a creare in azienda o tra colleghi oppure di vessazioni o di un ritmo lavorativo che non è normale per varie situazioni legate all'azienda. Ma come si fa a segnalare questa situazione di stress? Che cosa può fare il lavoratore, la lavoratrice che vive questa situazione? Allora, innanzitutto su questo ambito ci sono delle norme, mentre il mobbing non c'è una legge che lo determina, ma c'è la giurisprudenza, invece in questo campo la legge c'è. E la norma sulla sicurezza del lavoro dice che il datore di lavoro, quindi dall'alto, dovrebbe valutare i livelli di stress causati dalla cattiva organizzazione del lavoro all'interno degli ambienti lavorativi. Chi ci ascolta ci dice, ma il datore di lavoro è causa dello stress perché ha tantissime commesse, deve farle fuori e quindi il lavoratore non lo farà stressato, diciamo che si sente overstressato da una cattiva organizzazione, chi può riferire? Intanto ci sono gli RLS, che sono i rappresentanti dei lavori per la sicurezza, dei lavoratori per la sicurezza. Che sono i famosi colleghi, insomma, che rivestono questo ruolo. Un collega per ogni, poi ci sono anche lì delle normative, comunque c'è un collega che è l'RLS dell'azienda. Se l'azienda non individua all'interno un lavoratore che si proponga volontariamente per farlo, ci sono gli RLST, quindi i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, che molto spesso sono delle istituzioni fatte dai sindacati, ma anche no, non necessariamente, e che quindi possono fare da segnalatori, diciamo fanno da trade union tra la parte datoriale, la parte dell'organizzazione aziendale e la parte operativa dell'azienda, come il punto della clessidra, certo. il punto della clessidra da cui passa la sabbietta. Così ci sono all'interno dell'azienda gli RSPP, l'RSPP e i suoi vari delegati, se sono un'azienda grande che ha più sedi, e sono persone che in teoria dovrebbero accogliere anche questo tipo di Però a questo punto il lavoratore, se è solo, si espone. Questo è un rischio, questo purtroppo è un rischio. In passato col centro antimobbing abbiamo seguito delle persone, ne ricordo almeno una persona che ha segnalato delle cose che non andavano bene in azienda. Lui magari pensava di fare un buon servizio all'azienda, perché l'azienda, se risolve questi problemi, lavora meglio. Rendiamoci conto di questo, lo diceva anche la Presidente, è anche a vantaggio dell'azienda. No? Un'azienda che risolve i problemi di organizzazione lavora meglio, il lavoro è più fluido, si perde meno tempo, si perdono meno risorse. Certo. E questa persona pensava di aiutare l'azienda segnalando un problema, non solo non hanno risolto il problema, ma l'hanno preso a capo espiatorio. E quindi ha subito un mobbing molto pesante. Bravissima, paura a questo punto, si insinua la paura, perché la paura è l'elemento secondo me cardine, paura di perdere il lavoro, paura il lavoro è importante. Di questi tempi, in questo periodo storico, il lavoro comincia a essere critico, il conservarsi un posto di lavoro, non c'è più il lavoro fisso, tutta la vita devi lottare per avere un lavoro, e perciò il datore di lavoro molto spesso può scegliere una miriade di lavoratori, di nuovi lavoratori, e può magari risultargli scomodo e più costoso avere quel tipo di lavoratori. Allora cosa fa? Perfidamente mette in atto delle azioni per costringere il lavoratore ad andarsene. Quando vengono da me, quando vengono inviati dai colleghi del centro antimobbing da me, mi dicono: dottoressa, io non ce la faccio più, non dormo, i rapporti con la mia famiglia sono critici, penso costantemente, ossessivamente a questo problema, non ce la faccio più, io mi licenzio. Io dico: no, un attimo, se vi licenziate fate il gioco di chi vuole espellervi dall'organizzazione. E allora cosa succede? Succede che lo psicologo deve attuare delle strategie per supportare il lavoratore in quella fase in cui deve invece tenersi saldo e andare avanti e lottare, arrivare eventualmente a una trattativa, e poi io come psicologa forense
faccio che sarebbe chi è la psicologa forense, fa le perizie, eccola qua. Le perizie, la perizia, allora, la perizia in caso di danno psichico e di danno alla qualità di vita per un determinato periodo in cui l'azienda o il datore di lavoro hanno perpetrato hanno aiutato questo lavoratore a entrare in uno stato di malessere, qui posso intervenire io e fare una valutazione psicodiagnostica peritale, dove quantifico attraverso la dimostrazione, che è molto importante, che è focale per il giudice, scusi se mi dilungo, è focale per il giudice che io dimostri il nesso causale tra lo stato psichico, fisiopsichico del lavoratore e la causa che la causa è in azienda, cioè io devo dimostrare che il lavoratore non aveva dei problemi pregressi. Sì, non era un problema tra marito e moglie, per esempio, non aveva o legato a una patologia. Non aveva uno stato psicologico compromesso quando è entrato lì a lavorare, perché ce l'ha dalla nascita. Devo dimostrare che il lavoratore prima viveva benissimo la sua vita in tutte le aree della sua quotidianità e poi in seguito a queste azioni ha cominciato a stare male. Certo. Ma lo chiedo a lei, dopo il Presidente chiederei un altro aspetto, malattia professionale può essere, si può instaurare anche quindi un intervento, cioè la persona si può anche ammalare a questo punto, e quando si entra anche nel discorso della malattia professionale, che è invalidante perché incomincia a somatizzare questo stato di stress, di disagio, accusa dolori di vario genere, poi a seconda delle varie situazioni, perché ognuno ha la somatizzazione soggettiva, oppure qualsiasi situazione diventa insostenibile, inaffrontabile, attacchi di panico, ansia, si è visto di tutto e di più. Tutto sì, tutto questo, c'è un grande range di disturbi. Cosa succede? Interviene anche l'avvocato? Certo. E quindi qua, un altro step, passiamo direttamente a lei, Presidente. Il centro antimobbing fornisce anche l'assistenza legale oppure fa un'attività soprattutto di consulenza, di mediazione, di transazione, cioè cerca di mettere d'accordo le parti e appianare queste situazioni? Allora, il centro antimobbing è un'associazione di volontariato. All'interno le persone che ascoltano approfondiscono sia il tema sindacale che legale, che psicologico, e c'è proprio un ascolto attivo, quindi con tempo dedicato alla persona per arrivare a dipanare un po' questa matassa. Dopodiché noi non saremo in grado, per condizione proprio di portare le cause, offrire gli avvocati e quant'altro, perché non abbiamo di sicuro le risorse, inviamo, ma possiamo anche autonomamente seguire le persone, quindi a prescindere, a mio avviso il problema più grande qual è? È che queste strategie da parte degli datori di lavoro in genere sono messe in campo per eliminare i lavoratori, possibilmente facendo in modo che questi diano le dimissioni, non ce la facciano più e se ne vadano in maniera autonoma, senza che è molto più economico, d'accordo? Dal punto di vista, io sono anche sindacalista del sindacato, forse è opportuno che il lavoratore sia protetto, soprattutto dopo essere deprivato dal punto di vista della salute, e quindi anche magari andarsene via, ma con una copertura di stabilità, la disoccupazione e quant'altro, no? E l'avvocato interviene quando c'è un danno. Infatti quello dicevo, tipo la malattia, esatto, una situazione che oggettivamente è comprovata, per cui ci deve essere la perizia, una valutazione oggettiva. Ci deve essere non solo la perizia, cioè c'è una fase che è stragiudiziale che poi segue il sindacato, una fase eventualmente giudiziale che segue l'avvocato. Però è un percorso a step, voglio dire, se si riesce a intercettare prima e riuscire a parlare con l'azienda e trovare una soluzione, in genere la si trova. Ma non è neanche ancora importante tutto questo, perché poi i professionisti che seguono queste cose, è che non emerge il fenomeno perché le persone non ne parlano, perché hanno paura comunque che venga esplicitato il problema e rischiano magari il posto di lavoro, eccetera. Invece, comunque, a prescindere, è meglio parlarne con qualcuno, sapere dove si è, poi la cosa rimane lì nel privato, ma laddove si sviluppasse malattia, un danno alla salute, eccetera, perlomeno hanno la possibilità di avere
tracciata la storia e poter fare qualcosa anche un domani, se non è il caso di farlo oggi. Peraltro in certe situazioni a volte l'azienda neanche si rende conto di cosa sta combinando. Infatti stavo dicendo, prima una domanda che ponevo appunto al dottore era proprio questa: quando non c'è l'elemento, ci deve essere il dolo oppure no? A volte l'azienda non è neanche la consapevolezza, no? A volte sono, guardi, una cosa che veramente è stata anche divertente, ha un tavolo con il datore di lavoro e il suo rappresentante datoriale, anche loro hanno i loro sindacati, certo, no? Ecco. C'era una lavoratrice madre appena rientrata dalla maternità e questa gliene facevano di tutti i colori per mandarla via. Perché? Perché platealmente, davanti a tutti, testimoni pure, voglio dire, nel senso comunque terzi, questo signore diceva: le donne quando hanno un figlio non devono più lavorare perché non hanno più la testa. Questa era una che si era organizzata la sua vita, la gestione del bambino, i tempi e quant'altro, che la testa ce l'aveva ancora, ma era proprio un pregiudizio, si chiama discriminazione di genere peraltro, certo, sì, no? Sì. E quindi quando il suo rappresentante gli ha sentito dire queste cose ad alta voce si è messo le mani sui capelli, perché saremo anche in anni in cui di queste cose se n'è parlato. Però era ancora radicato questo pregiudizio. E se mi permette faccio un attimo di chiarezza. Nei territori ci sono delle figure alle quali fare appello, no? Quando c'è un malessere, delle quali non bisogna essere spaventate perché intervengono solo se tu dai l'autorizzazione a intervenire. Per tutto quello che riguarda il genere c'è la consigliera di parità. Ha sede nella provincia, la si trova su internet, i suoi riferimenti eccetera, ed è preposta proprio dal Ministero, cioè di emanazione ministeriale, per raccogliere le denunce e dare una mano su quel fronte. 2, ci sono i servizi di prevenzione dell'USL, voglio dire gli SPISAL, e anche loro per legge regionale hanno uno sportello dedicato e fanno una prima valutazione, possono darti delle indicazioni. Poi ci sono i sindacati e dopo, ripeto, ci sono situazioni come Padova, voglio dire anche Felice, ci sono poche città in Italia che hanno questi centri come il centro antimobbing, dove è ancora meno formale, e solo il fatto di dirlo, di riuscire a far chiarezza se in che ambito sei, come classificarlo e trovare un appiglio è estremamente potente per affrontare e non lasciare che il tuo malessere ti distrugga una vita. Quindi dirlo a chiunque, voglio dire, parlarne in maniera sicura, senza rischiare, anche perché molto spesso di queste figure interne all'azienda non sono figure portatrici di fiducia da parte dei lavoratori, cioè sono messe là e nominate dall'azienda e non si fidano. Infatti questo è l'altro aspetto. Ecco. Dopo le do la parola, dottoressa, sopraffatti, ha detto sopraffazione, sopraffatti dalla situazione che uno vive in azienda. Magari in azienda più persone sono sopraffatte, certo, ma non hanno la forza, l'energia, sono sotto scacco perché quel lavoro serve. Dopo direi nessuno è indispensabile, ma voglio entrare nel capitolo dopo con il dottore. E si sta male, la persona sta male e vive male. Quali possono essere le ripercussioni, lei che anche come psicologa clinica ha analizzato e ritrova nelle persone? Quindi qual è la sintomatologia? Magari chi ci ascolta dice ecco quello sento, come me, succede anche a me, insomma, che si ritrovano. Beh, anche allora, la sintomatologia è piuttosto comune nelle persone. È difficile che io trovi una persona che reagisce in un modo. Di solito facciamo una diagnosi di sindrome ansioso-depressiva, in parole povere. La persona pensa costantemente al problema, non se ne libera neanche nel weekend, i suoi rapporti, comincia a dormire male,
comincia ad avere incubi, si risveglia, i cosiddetti disturbi del sonno, fa fatica ad addormentarsi oppure si addormenta perché è stanco, poi magari dopo 3 ore è sveglio come un grillo e sta lì a fissare il soffitto e continua a rimuginare in un circolo vizioso continuo che non serve fondamentalmente a niente se non ad aumentare l'ansia e l'angoscia. E poi si comincia ad avere l'umore basso, l'umore deflesso, questo poi si ripercuote poi su tutta la vita delle persone. Mi dicono le persone, ancora dottoressa, comincia il venerdì sera, dice il sabato, la domenica a mezzogiorno sono già in crisi perché penso che il lunedì devo riaffrontare il posto di lavoro. E quindi diventa un'ansia esistenziale che coinvolge completamente la persona. La persona non riesce più a vivere, a separare le aree, non riesce a chiudere il venerdì sera quando chiude l'ufficio o il posto di lavoro, non riesce a staccare sufficientemente. Ecco, a lei la parola a questo proposito, dottore. Analizzando anche l'aspetto, nessuno indispensabile naturalmente, però in questo contesto, in questo periodo storico, quando parliamo che non è il 2008, non è il pre-Covid, adesso non è sei indispensabile, però una volta che perdi queste persone, che si propaga la notizia attraverso i social, tutti i mezzi possibili e immaginabili, che lì in quell'azienda non si sta bene, sono verificati certi casi, poi è difficile anche trovare dei lavoratori che vogliano andarci a lavorare, e questo è un'altra componente. E quindi ci dovrebbe essere anche una maggiore attenzione da parte delle aziende nel creare ambienti, visto che si parla di aziende sostenibili, di ambienti evoluti, eccetera, ma non è ancora così, soprattutto nel nostro nord-est. Secondo me ci sono solo vantaggi per un'azienda a promuovere un clima interno, un clima aziendale disteso e collaborativo. Io la penso così, sicuramente qualcun altro non la pensa così, però secondo me un'azienda che promuove un tipo di clima di questo genere attrae lavoratori. Poi si tratta ovviamente di parlare di un clima collaborativo, non un clima lassista, in cui si lavora poco, niente e chi se ne frega. Stiamo parlando di climi di aziende in cui si lavora tanto, si lavora bene, si lavora collaborando bene con i propri colleghi quando c'è un problema, perché i problemi sono l'ordine del giorno, no? I clienti rompiscatole, rotture di macchinari, partite di prodotti fallati, cioè prodotti ci sono, i problemi ci sono in ogni settore. Si tratta di risolverli bene, ma se io li devo risolvere da solo, invece di avere uno staff al mio fianco di colleghi che mi supportano, è chiaro che qui si va nel disagio, nello stress, eccetera, eccetera. Un'azienda che invece promuove un clima positivo all'interno, un clima di collaborazione, fa una grande opera per i propri lavoratori e per i propri clienti. Ecco, l'impedire la comunicazione, lei appunto diceva uno staff, un gruppo, eccetera, in molte aziende l'impedire la comunicazione tra colleghi, l'isolare le persone, una divide et impera, no? Infatti stavo per dire, divide et impera è una mentalità che già solo la frase in latino fa capire di che portata stiamo parlando. Esatto, di che epoca stiamo parlando. Siamo, credo, andati un po' più in là del divide et impera, dove tu vuoi un'azienda in cui la gente lavori bene insieme, non che poi ognuno lavora per se stesso o cane mangia cane, come ho visto in alcune aziende, le persone cercano di farsi le scarpe reciprocamente. Ecco perché c'è anche questo, tra l'altro. Ma a qual fine? Perché allora qui io ti faccio la domanda. Ah, bella domanda. Allora dopo andiamo a parlare anche di queste slide che stiamo vedendo, perché vanno ad affrontare un altro tema, ma voglio andarci dopo la pubblicità, per cui volevo chiedere a lei, ma manca forse una preparazione, e la domanda la giro a tutte e tre, nella parte datoriale, dirigenziale di molte aziende, quindi non sono preparate a reggere le responsabilità di un'azienda, i cambiamenti anche che le persone con il tempo possono avere, manca anche un apporto di consulenza psicologica magari la parte datoriale, perché non credo che una persona sia così limitata dal volere il male stesso della propria azienda, dei lavoratori, quindi della propria azienda, perché poi alla fine la produttività alla fine ne viene compromessa. Può essere questo? Certo, io in molte delle aziende in cui ho fatto consulenze, magari consulenze
brevi di qualche settimana o qualche mese, mi è stato riferito dai lavoratori che ho affiancato o dagli stessi datori di lavoro, dagli stessi dirigenti, ma guarda, ci vorrebbe la figura dello psicologo aziendale, avremmo che bisogno, in grandi realtà esiste, che sia uno psicologo del lavoro, uno psicologo clinico, comunque una persona che ci supporti nei momenti di crisi, ci dia qualche consiglio. Gli psicologi non dovrebbero dare consigli, ma vabbè, comunque ci dia supporto, ci dia qualche consiglio su come comunicare con i nostri colleghi, con i nostri sottoposti, con i nostri superiori, e che vada eccetera. a comunicare con i superiori stessi in modo da poter poi dare la dritta. Per lei, dottoressa, sarebbe necessario anche un intervento, certo, una preparazione maggiore per chi, cioè non è più come una volta, anche perché io sto pensando anche alle categorie dei giovani, dopo mi voglio rilacciare, dopo la pubblicità, come dicevo, allo scolamento sulla domanda e offerta, e il fatto che le aziende non sono più di appeal per i giovani, perché fare l'imprenditore 20 anni fa non è la stessa cosa di farlo con chi lavora adesso. Assolutamente, le sfide, una volta c'erano, nel nord-est c'erano delle aziende a livello familiare, c'era un capostipite e poi che instaurava un rapporto più o meno il classico parone, no? che si definiva in dialetto. Adesso la vera sfida del nord-est secondo me è che l'azienda ha dovuto fare il salto generazionale. Certo. Alcune aziende hanno retto, altre aziende invece non hanno retto, probabilmente perché il capostipite non è riuscito a trasmettere o non è riuscito a giudicare chi dei figli poteva succedergli. Certo, quindi è anche un mestiere da imparare, da apprendere, ma da saper trasmettere. Dopo do la parola a lei, Presidente, dopo la pubblicità relativamente a questa risposta, quindi anche il mobbing viene fissato e si realizza, ma forse c'è una responsabilità e forse un supporto che deve essere dato anche alla parte datoriale sostanzialmente. Ne parliamo insieme, poi parliamo di incontro o non incontro tra domanda e offerta, che è un altro tema interessante. Aspettate, restate con noi tra pochi secondi.